Vittime innocenti della seconda strage di mafia di Porto Empedocle, lo Stato condannato a maxi risarcimento in favore dei familiari. Giuseppe Marnano, all'epoca 46enne, e Stefano Volpe, all'epoca solo 20enne, rimasero vittime innocenti nel corso dell'agguato mafioso del 4 luglio del 1990. Erano gli anni caldi della guerra di mafia a Porto Empedocle. Da un lato c'era Cosa Nostra, all'epoca facente capo alla famiglia Albanese Messina, e dall'altro il gruppo degli Sidrari, facente capo alla fazione opposta dei Grassonelli. E l'agguato del 4 luglio del 1990 costituiva la risposta alla prima strage di Porto Empedocle avvenuta in via Roma la sera del 21 settembre 1986. Già nel procedimento penale, celebratosi nel 95 davanti la Corte d'Assise di Agrigento, presidente Salvatore Cardinale, sia Maria Concetta Vecchia, moglie di Giuseppe Marnano, rimasta con 5 figli in tenera età, sia Giuseppe Volpe, padre di Stefano, senza alcuna remora, si erano costituiti parte civile contro gli autori della strage, dei quali chiedevano la condanna. Dopo la sentenza del 97, con la quale la Corte di Assise di Agrigento aveva ritenuto responsabile della strage e condannato alla pena dell'ergastolo i responsabili dell'agguato, i familiari delle vittime si sono rivolti al Fondo di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso per godere dei benefici previsti dalla legge, ma gli venivano negati. Giuseppe Volpe e Maria Concetta Vecchia si sono quindi rivolti agli avvocati Angelo Farrugia ed Annalisa Russello. Il primo giudizio, promosso davanti al Tribunale di Agrigento, si concludeva nel 2012 con la condanna dei responsabili della strage, in solido con il Fondo di solidarietà a risarcimento dei danni, nella misura massima prevista per la perdita di un congiunto in favore dei familiari delle vittime innocenti di mafia. Nonostante la sentenza, una nuova istanza di accesso al fondo, il Ministero dell'Interno, cui appartiene il Fondo di solidarietà, ancora una volta negava i benefici. Decisi a difendere fino in fondo l'onore e la dignità dei propri cari, la cui unica colpa resideva nell'essersi trovati nel luogo dell'agguato, Maria Concetta Vecchia e Giuseppe Volpe hanno promosso un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Palermo, chiedendo la condanna del Ministero dell'Interno, difeso dall'Avvocatura di Stato, al risarcimento delle somme già liquidate dal Tribunale di Agrigento, che oggi ammontano, tenuto conto degli interessi e della rivalutazione monetaria, a poco più di 1 milione di euro per ciascuna vittima.